Mai come in primavera abbiamo voglia di sbocciare e di godere delle piccole cose che ci fanno piacere. Mettiamo allora lo sguardo su una piccola parte di mondo dove tutto è così bello, tutto ci parla di rinascita. Dove è il momento giusto per tornare a fiorire. Benvenuti a San Polo di Piave, nella sua primavera Sollia. Quest'anno a San Polo di Piave si tiene la tradizionale festa di primavera, sì, ma con una veste tutta nuova. Ne parliamo con Claudio Ongaro, presidente della Proloco. Ciao Claudio. Ciao Ida. Una veste tutta nuova per questa grande festa. Sì Ida, prima si chiamava Gemme d'Aprile, da quest'anno si chiama Primavera Sollia. Abbiamo appunto voluto dare una veste nuova a quella che stava diventando un mercato più che una fiera. Infatti abbiamo cercato di dare precedenza all'artigianato, come poi potete vedere, all'artigianato, a prodotti tipici, tanti pittori. Poi all'interno dell'AIA ci siamo noi come Proloco, che abbiamo fatto uno stand in cui si possono degustare piatti a base di erbe spontanee, asparagi e tanti altri prodotti della primavera, che ci fanno venire esatto. l'acquolina in bocca, gli asparagi, le piccole erbette spontanee. Avete una caponata buonissima, perché io prima sono passata di là veramente. Ma non basta, molte sono anche le visite guidate a questa terra storica. Esatto, ci sono, importantissima la visita guidata al campanile, poi si possono visitare le antiche cantine Giol, il castello, sempre tutte con visite guidate. Ruolo importantissimo giocano qui in paese le associazioni, le vostre numerose associazioni. Sì, infatti quest'anno ne abbiamo coinvolte diverse, che poi andremo a trovare in piazza Marco d'Aviano, che propongono appunto le loro attività di vario genere, dalle sportive, associazionismo e tante altre cose. Assolutamente sì, ma noi li vediamo e li sentiamo arrivare già in lontananza, ma ormai sono qui. Cosa succede? Sta arrivando l'esercito della Serenissima Repubblica di San Marco, che tra pochi minuti inizierà il loro spettacolo, la loro evocazione storica. E allora facciamo un attimo di silenzio e lasciamoli entrare nelle case dei nostri telespettatori. Tarvisio! Fidelis! Tarvisio! Fidelis! Tarvisio! Fidelis! Ci troviamo nel cuore storico di San Polo di Piave e ne parliamo con Vinicio Cesana. Ciao Vinicio. Ciao Ida, è un piacere rivederti qui Grazie. a San Polo. Cuore storico ma anche cuore della comunità. Certo, perché qui ci troviamo tra la chiesa parrocchiale, il campanile, ma questo complesso unico nel suo genere che per secoli ha rappresentato la vita sociale ed economica di San Polo di Piave. Questa è l'agenzia realizzata dai Papadopoli, poi continuata dalla famiglia Giol, ma che ha origini antichissime. Si parla di questo Canevon esistente già nel 1400. E il loro vino veniva, Vinicio, commercializzato già allora in tutta Italia. Un vino famosissimo. Stagionalmente venivano spediti da San Polo i cataloghi con le proposte dei vini che venivano realizzati qui a San Polo. C'era per esempio un Borgogna San Giorgio oppure un vino Castel San Polo. E con le proposte anche del vino raboso a seconda delle varie annate, addirittura un raboso invecchiato 14 anni con la dicitura medicinale.
Vinicio, è corretto dire che una volta il vino invecchiato veniva preso anche come ricostituente? Soprattutto nei È problemi di anemia del sangue oppure una partoriente che doveva riacquistare le forze, Esatto. naturalmente veniva consigliato 1 o addirittura anche 2 bicchieri di raboso al giorno. Questo mondo d'oro dei Papadopoli finisce con l'invasione del 1917. Sarà Giovanni Gioel poi che nella ricostruzione dopo la Grande Guerra rimetterà in uso le cantine che ancora sono in attività. E naturalmente il nostro viaggio con Vinicio continua, passiamo dietro il campanile dove troviamo il castello Gioel. Un vero e proprio castello delle favole, sì, perché qui nel 1902 ha luogo un matrimonio veramente importante, Vinicio. Certo, nelle oltre 20 residenze, palazzi Papadopoli che ci sono nel Veneto, questa era la residenza preferita della famiglia, tanto che nel 1902, il 10 settembre, la contessina Vera Papadopoli sposa Gilberto Arrivabene Valenti Gonzaga, che sono gli attuali eredi della famiglia che abitano nel palazzo Hotel La Man a Venezia. Ecco, è stato un matrimonio da favola perché raccontano che il corteo nuziale è uscito da quel portone e è sfilato fino a entrare in chiesa su un tappeto rosso e la festa naturalmente poi ha coinvolto tutta la giornata questo spazi e alla sera i mezzadri hanno potuto assistere dai cancelli chiusi naturalmente alla festa dei signori. Al giorno d'oggi Vinicio continua questa atmosfera nuziale, come? Certo, perché in questo castello molte coppie scelgono addirittura di celebrare il loro matrimonio. Ricordiamo che questa è tra le 4.500 ville venete quella che ha la maggior superficie d'acqua e scelgono proprio di sposarsi in questa isoletta al centro del lago. In questa giornata le visite guidate anche al campanile che noi vediamo alle nostre spalle. La vicenda dei campanili è tutta particolare qui a San Polo perché nell'arco di pochi anni, nell'arco di 25 anni, San Polo ha avuto 3 campanili. L'antico campanile che si trovava davanti alla chiesa che è stato abbattuto perché era troppo vetusto. Il secondo campanile è durato solo 3 anni, inaugurato nel 1914 e poi fatto saltare dal genio italiano il 7 novembre del 1917 perché volevano abbattere tutti i campanili rivieraschi del Piave per non permettere all'invasore che fossero da osservatorio nel controllare i movimenti delle truppe italiane oltre il Piave. E questo ultimo è realizzato e inaugurato nel 1925, però sappiamo che il 13 giugno 1924, esattamente 100 anni fa, le campane hanno suonato per la prima volta ed è stato un suono liberatorio perché era proprio il segno che era finita la guerra, finita la distruzione e eravamo già a buon punto con la ricostruzione, la ripresa della vita sociale e della vita anche economica. E allora anche noi vogliamo salire i 175 gradini del campanile di San Polo di Piave, non solo per godere di questo meraviglioso panorama, ma anche della sua restante storia. Abbiamo fatto i nostri 175 scalini, siamo a circa 40 metri di altezza, l'aria e l'altezza si fa sentire, ma troviamo un panorama eccezionale, nonché abbiamo visto un orologio e delle campane da portare a casa dai nostri telespettatori. Sì, ora attualmente non c'è un vero orologio meccanico perché è comandato elettricamente dalla sacrestia. E queste campane che abbiamo sentito suonare? Allora, queste campane qui sono belle. Campane dei primi del Novecento, del 1924. Le campane precedenti erano state usate per fare cannoni e pesano 1400 kg la grande, 1100 kg la media e 900 kg quella piccola. La campana piccola che vedete qua è l'unica che si è salvata dagli eventi bellici perché questa risale ancora all'800, è stata ritrovata sotto le macerie del campanile abbattuto. Ci troviamo in piazza Marco Dadiana e abbiamo le nostre associazioni che prendono vita. Qui ad esempio ci sono i giochi di una volta che fanno divertire grandi e piccini. Beh, sono importantissime le associazioni perché
danno vita a una serie di attività sportive e non appunto all'interno del nostro paese. Qui troviamo il basket, poi c'è la pallavolo che oggi ha organizzato un mini torneo, poi abbiamo la biblioteca che ha organizzato un giralibri, quindi uno scambio di libri e di giocattoli, poi ci sono 2 associazioni insieme, 1, 2 o 3, e anche l'associazione Navollo Libero che si occupano di persone e di ragazzi con disabilità, gli alpini che ci danno una mano a rifocillare tutte queste persone. Sono i presenti. Poi c'è anche l'asilo. Sono sempre i ragazzi di un'associazione che vi hanno aiutato nello stand della Proloco, nella vostra osteria, a fare dei piatti veramente straordinari, tipo la caponata. Esatto, sì. È stata l'associazione Casa Vittoria, che si occupa anche loro di ragazzi Down, che hanno una struttura proprio qui a San Polo, hanno il ristorante e anche le camere per dormire. Pino, andiamo a vedere le macchine d'epoca, sì, perché questa mattina ne sono arrivate ben 70. Ma è più una cultura o più una passione quella delle macchine d'epoca? Direi che sono entrambe le cose, una bella cultura e anche una bella passione. Perché una macchina d'epoca è interessante? È interessante perché è affascinante, è la prima cosa. Il fascino dei bei tempi secondo me, e poi ci sono un sacco di cose da scoprire. So che avete portato anche dei pezzi veramente importanti qui oggi. Assolutamente sì, è stata una sorpresa, sono arrivate tantissime macchine veramente belle. Era il 1963 e i cavalieri invitavano le proprie donne in questa bellissima macchina, la bianchina. Infatti, questa è la mia prima passione, la prima macchina che ho preso, l'ho trovata a Bologna e sono andato a prenderla e l'ho riportata a casa per strada. Con non poche difficoltà in autostrada perché non riuscivo a tenere una velocità adeguata. Però adesso è funzionante. Assolutamente funzionante. Cosa dici? Facciamo un giretto? Facciamo un giretto, ti faccio salire. Certo. Un altro club che ha risposto alla chiamata della Proloco di San Polo di Piave. Da dove arrivate voi? Allora, noi siamo di Casale sul Sile e su invito del signor Fabio siamo arrivati qua con circa 18 macchine. Cosa si prova a portare nelle piazze questo tipo di auto? Che emozioni risvegliano nelle persone? Beh, direi è un'emozione intanto dei tempi di una volta e quindi risveglia un po' anche quello che era la coscienza di una volta e dei nostri tempi. E quindi con soddisfazione abbiamo visto che la gente ha risposto, vale la pena di fare questo tipo di manifestazione, direi. Lasciamo San Polo di Piave e la sua festa di primavera, dove tutto sembra parlare della stessa cosa: bellezza, poesia e felicità del cuore. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.